Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia. È il 16 maggio del 1989, muore a Roma il paroliere Carlo Rossi, che ci ha regalato canzoni evergreen. Romano, classe 1920, Carlo Rossi è uno dei principali interpreti della canzone italiana degli anni 60. Appartiene a quella generazione di firme, assieme al più noto e quasi omonimo Carlo Alberto Rossi, capaci di mescolare elementi, per così dire, nobili con il divertissement. Ricordiamo i Pip Urrà per Rita Pavone su musiche di Strauss figlio, oppure il tono leggero Come andiamo a mietere il grano, scritta per Luisel, che poi diverrà sua moglie, canzone capace di cogliere e raccontare profonde trasformazioni sociali. Tra i numerosi successi da lui composti ricordiamo La partita del pallone, Il ballo del mattone per Rita Pavone, assieme a Sul cucuzzolo e L'immancabile cuore, oppure I Vatussi, Abbronzatissima, Guarda come dondolo per Edoardo Vianello. Carlo Rossi ha scritto anche testi per musiche di Ennio Morricone, apparteneva a coloro che amavano far crescere talenti, arrivando a fondare una casa discografica per lanciare artisti del calibro di Edoardo Bennato e gli Alunni del Sole.